Sono più di 1000 i pazienti ricoverati nell'unità operativa complessa di psichiatria all'azienda ospedaliera Università di Padova nel 2023, 10.000 le visite e più di 2.300 le consulenze. Numeri che raccontano di una crescita degli utenti, in particolar modo al centro regionale di riferimento per i disturbi dell'alimentazione. Per i disturbi dell'umore esiste un ambulatorio specialistico che si occupa sia di rispondere a questa tipologia di problemi per gli studenti universitari che magari non sono residenti qui a Padova, e sia si occupa di resistenze alle terapie, e quindi si occupa di tutti quei casi che magari non ricevono appropriate risposte dai loro trattamenti e possono chiedere quindi un approfondimento diagnostico e terapeutico. Sempre più giovani e giovanissimi evidenziano disturbi dell'alimentazione, problema legato anche alla precoce esposizione ai social network. Il fatto di osservare un aumento così ingente e anche una diminuzione dell'età di esordio è stato attribuito ad aspetti che riguardano per esempio anche l'esposizione del corpo nei social media, che è molto aumentata negli ultimi anni, soprattutto da quando gli smartphone sono a disposizione di bambini di tutte le età, quindi l'esposizione del proprio corpo inizia molto più precocemente rispetto al passato, e una delle ipotesi è che questo abbia avuto un ruolo in questa precocizzazione dell'età di esordio. Il tema della malattia mentale non deve spaventare, sottolineano dall'azienda ospedale Università di Padova. Non c'è salute senza salute mentale. Questo per dire che è un problema, quello della salute mentale, un tema, meglio quello della salute mentale, che interessa a tutti e che non deve assolutamente far spaventare là dove, come dire, sviluppa percorsi molto importanti che possono portare appunto a sentire uno specialista, a fare una visita ambulatoriale, ad avere magari anche dei ricoveri. Dobbiamo essere consapevoli che la salute mentale è un problema appunto di tutti, non solamente di chi, come dire, è tra virgolette ammalato, ecco, ma è un problema che riguarda proprio la società, la comunità in cui le persone appunto vivono.